Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come ogni venerdì di consuetudine vi facciamo un po' vedere come siamo organizzati, la situazione in vigna e i vari lavori che siamo organizzati, che stiamo facendo. Ecco, oggi ci troviamo in un vigneto di Corvina. Questo è un vigneto che ha circa una ventina di anni indicativamente, un'uva bacca rossa delle nostre zone, molto famosa, tipica insomma, ecco, delle nostre zone, autoctona, e in questo caso stiamo un po' monitorando la situazione del mal dell'esca presente appunto in questo vigneto. Ecco, il mal dell'esca, abbiamo fatto qualche video in passato relativi diciamo, a questo argomento. Ricapitolando brevemente, le viti vengono colpite dal mal dell'esca e la sintomatologia è data dal fatto che presentano una chioma con carenze, diciamo, quindi con delle proprio difficoltà di sviluppo. Può essere più o meno intenso ovviamente la sintomatologia. La classica foglia del mal dell'esca, di una vite colpita da mal dell'esca, è una classica foglia rigata e tigrata, possiamo dire. Ha queste venature particolari che variano come colorazione, comunque vanno dal marrone, giallastro, un verde grigiastro, e la situazione generale della pianta può essere più o meno compromessa ovviamente in base all'intensità dell'attacco dell'esca, e comunque si presenta una pianta sofferente nella stragrande maggioranza dei casi. Ovviamente ci possono essere dei gradi, diciamo delle gradazioni di complessità della pianta stessa, quindi della malattia che colpisce la pianta. Ecco, questa è una delle piante colpite. Come vedete, foglie un pelino secche, rinsecchite, ha proprio queste striature tipiche, diciamo, come dicevamo. Vedete, i colori variano dal verde grigiastro al giallo, alcuni punti più o meno marrone, rossastro. È sicuramente diversa dalla flavescenza dorata, per esempio, da altre carenze di ferro, magnesio, microelementi. Quindi è una sintomatologia tipica, cioè proprio quando si vede una foglia così non si può sbagliare, diciamo. In questo caso è evidentemente una vite colpita da mal dell'esca. Ecco, ci siamo spostati in una parte adiacente, ecco, in un altro punto insomma, del vigneto. Vedete, anche in questo caso abbiamo due piante praticamente vicine, perché abbiamo questa sintomatologia abbastanza pesante, questa che addirittura si sta ormai completamente seccando. In questo caso abbiamo due piante veramente compromesse. Diciamo, cos'è il mal dell'esca? Praticamente è un complesso che prevede l'attacco delle viti, quindi del legno della vite, da parte di un fungo particolare. In questo caso va all'interno, entra, penetra, si dice dai tagli che vengono fatti sia in potatura, principalmente, ecco, danni meccanici che possono avere le piante comunque, e penetrano nel circuito linfatico e vanno a creare delle ostruzioni, dei blocchi, e prolifera questo fungo fin tanto che la pianta manifesterà delle sintomatologie. Noi ce ne accorgiamo perché la pianta, presentando queste ostruzioni, nel momento estivo, magari in un periodo molto torrido, siccitoso, come è in questo ultimo ormai mese e mezzo, due, dove abbiamo alte temperature, basse quantità di precipitazioni, ovviamente interveniamo con l'irrigazione, però le temperature sono alte, la pianta va in stress perché questi vasi linfatici vengono ostruiti e quindi la pianta non riesce a entrare in un equilibrio e appunto presenta queste sintomatologie proprio da mal dell'esca, che non è altro che di fatto questo fungo che va a creare questa competizione, va a ostruire i vasi linfatici, non circola bene la linfa e la pianta va in stress. Ecco, questo è un caso abbastanza emblematico, diciamo abbastanza scolastico, possiamo dire, nel senso che abbiamo due viti appunto vicine che sono colpite da mal dell'esca. Questo perché spesso succedono che o una zona viene colpita o comunque piante vicine possono essere colpite dal mal dell'esca proprio perché in parte appunto sono responsabili i tagli di potatura, comunque il periodo, le infezioni che possono avvenire durante la potatura. Quindi è evidente che una pianta, una volta potata con la stessa paio di forbici, andiamo a potare la pianta successiva e quindi si può trasmettere attraverso la potatura invernale questo tipo di malattia, purtroppo.
Se vi ricordate, avevamo fatto un video dove andavamo a recidere alcune piante sintomatiche in un periodo, diciamo, un post vendemmia prima della potatura. Avevamo fatto qualcosa, mi sembra, comunque avevamo detto che lo facevamo. Insomma, ecco, generalmente siamo organizzati così: finita vendemmia andiamo a tagliare alcune piante sintomatiche nei vigneti che ovviamente hanno una forte pressione di mal dell'esca, proprio per dopo non trovarci in potatura a, passate il termine, a infettare, a sporcare le piante, le forbici con appunto i batteri del mal dell'esca, con diciamo, ecco, il fungo del mal dell'esca, e quindi poi progredire questa malattia nel vigneto, far progredire nel vigneto questa patologia. Ecco, è facile trovare, come dicevamo, piante vicine proprio per questo motivo, cioè abbiamo durante la fase di potatura la possibilità di andare a infettare le varie piante. Ecco, ovviamente questo è un motivo per cui, ecco, in potatura vanno fatti tagli piccoli, cercare di gestire al meglio quelli che sono i circuiti linfatici, quindi i percorsi della linfa. Ovviamente non si possono fare miracoli, è inutile girarci attorno, non ci sono soluzioni diciamo significativamente, ecco, se vogliamo, che risolvano, ecco, questo problema. Il mal dell'esca viene chiamato anche complesso del mal dell'esca proprio perché ci sono varie sfaccettature da tenere presente, e anche le soluzioni che si adottano sono di diverse entità, quindi appunto andare a tagliare le piante sintomatiche magari con un altro paio di forbici, per esempio, alcuni per esempio disinfettano le forbici, e potature corrette e gestione al meglio della potatura invernale. Ecco, diciamo ad oggi non c'è proprio un trattamento fitosanitario da eseguire per la cura diciamo, contro il mal dell'esca, nonostante ci siano alcune soluzioni che si stanno adottando, alcuni prodotti che si stanno testando e dei quali insomma siamo anche abbastanza curiosi. Vedremo in futuro magari se provare qualcosa, però ecco, ufficialmente non c'è ancora nulla di concretamente significativamente, ecco, risolutivo, nonostante, ecco, ci stiamo anche noi cercando di aggiornare, tenerci aggiornati proprio su eventuali, ecco, sistemi di cura, perché anche nelle nostre zone, per esempio, ecco, la corvina è una delle varietà più colpite, ecco, da questa patologia. Altre viti, altre varietà non lo sono quasi per nulla, ecco, per cui in questo caso, ecco perché stiamo facendo il monitoraggio in questo vigneto, perché sappiamo che ne troveremo, ecco, questa è un po' la situazione, per magari mirare alcuni trattamenti per specifiche aree, specifici vigneti, magari nella nostra proprietà, sarebbe interessante, proprio perché andiamo a colpire, a trattare magari non tutta l'azienda, ma andiamo a selezionare alcune parcelle che sappiamo dove ci sono queste problematiche. Ecco, magari non so, se volete lasciarci nei commenti le vostre esperienze, se avete testato qualche prodotto, se siete anche voi colpiti da mal dell'esca nelle vostre zone, e come un po' la gestite la situazione. Ci farebbe sempre piacere, ecco, avere un parere che va al di là poi della nostra esperienza. Ecco, come vedete in questo caso invece abbiamo una pianta singola, possiamo dire, non abbiamo piante diciamo che presentano sintomi di mal dell'esca vicine. In questo caso abbiamo questa foglia particolarmente sintomatica, insomma, che ci dà l'allarme, però attorno sì, abbiamo qualche altra fogliolina, però diciamo nel complesso, come potete vedere, insomma, la situazione è ancora abbastanza controllata, non troppo compromessa come pianta, carico di uva sicuramente favorevole. Ecco, in questo caso magari qualche foglia in più c'è che segna, però anche in questo caso generalmente la pianta sta ancora abbastanza bene, diciamo deve ancora entrare uno stress. Ora questo non sappiamo se tra una settimana questa pianta è completamente KO, nel senso che magari se non dovesse piovere come prevedono, se le temperature si alzano, supponiamo, va un po' più in stress, magari questa pianta viene completamente diciamo appunto distrutta dal mal dell'esca. Può essere anche che invece l'attacco di esca in questo caso non sia così forte e magari questa la portiamo in vendemmia tranquillamente. Ecco perché dicevamo in post vendemmia è secondo noi abbastanza importante passare, un po' perché si ha anche il tempo di farlo magari prima di iniziare le potature invernali, un po' perché si vede prima che cascano le foglie, prima che cadano le foglie,
passiamo e vediamo bene le piante fortemente sintomatiche, le tagliamo in modo tale da, come dicevamo, cercare di infettare meno il vigneto. Ecco, poi la cosa un po' particolare, tipica, ecco, del mal dell'esca che abbiamo visto negli ultimi 10 anni, si può dire che non tutte le annate sono uguali, cioè nel senso sembrano esserci delle annate più significative per diciamo per i sintomi del mal dell'esca, annate dove il mal dell'esca sembra emergere meno in estate e quindi sembra che le piante soffrano meno o comunque presentino meno sintomi. È molto difficile, ecco, diciamo, la gestione del mal dell'esca anche per questo motivo, per cui oltre a avere piante più o meno sintomatiche durante l'annata, ma poi in generale si può fare un bilancio della sintomatologia generale, ecco, dell'annata, perché a volte appunto ci sono delle ondate, si può dire, ecco, di mal dell'esca, magari anni successivi un po' meno, un anno successivo poi magari tanta presenza di mal dell'esca o di sintomi, insomma, di mal dell'esca, per cui un po' a volte sembra latente, a volte emerge di più. Difficile anche un po' da valutare e tenere sotto controllo. Un'altra cosa, ecco, importante è che generalmente, ecco, il mal dell'esca si emerge, ecco, in vigneti che hanno 10-15 anni, dai 10-15 anni in poi, quindi difficilmente lo si trova il complesso mal dell'esca nelle piante giovani, o comunque la sintomatologia del mal dell'esca non si presenta in piante giovani, mentre magari rispetto alla flavescenza, ecco, questa è una bella differenza. Flavescenza, abbiamo fatto il video qualche puntata fa sulla flavescenza, ecco, in quel caso flavescenza può andare a colpire piante di 1-2 anni praticamente, e abbiamo appena magari fatto un impianto nuovo e ci troviamo l'anno successivo già delle piante malate. Ecco, nel caso invece del mal dell'esca va a colpire piante più in là con l'età, ecco, questo sì. Ecco, ovviamente ce ne accorgiamo perché i vigneti che hanno 10, 15, 20 anni tendono a presentare, diciamo, un po' di fallanze, un po' di buchi, diciamo, all'interno dell'impianto, del sesto d'impianto, motivo per cui periodicamente in inverno andiamo a fare delle sostituzioni, andiamo a comprare delle barbatelle dai vivai qui vicino, andiamo a fare le trattore, abbiamo fatto qualche video di queste margotte che andiamo a fare, quindi andiamo a sostituire con del materiale già presente in vigna, cerchiamo di tenere tamponata la situazione rimpiazzando le viti morte. Ovviamente è sempre un dispiacere quando si ha una vite morta, perché magari ha 20 anni o più, 30, 40 anni, e ovviamente il materiale, la qualità o la storia, se vogliamo, anche di quella vite viene persa, e quindi un po' il vigneto poi ne può risentire. Ovviamente diciamo che a volte succede che se ci sono dei forti attacchi di mal dell'esca, spesso un vigneto va in qualche modo non è più economicamente sostenibile e viene estirpato completamente, viene rimpiazzato da un nuovo impianto. Ovviamente ripartire con un nuovo impianto, oltre a un bel investimento economico, c'è anche da dire, insomma, anche una perdita, se vogliamo, comunque di piante più vecchie, quindi qualità o comunque caratteristiche organolettiche poi dell'uva, insomma è sempre un lavoro, un qualcosa in più da dover fare in ogni caso. Ecco, allora siamo arrivati alla fine di questo video. Ovviamente adesso stiamo un po' monitorando la situazione, magari ci scrivete nei commenti, insomma, come siete messi nelle vostre zone. Ovviamente questa è una malattia, è un complesso che crea comunque preoccupazione, perché in un vigneto come in questo caso di Corvina abbiamo, insomma, diversi casi, e dove si butta lo sguardo se ne trova, insomma, di piante più o meno sintomatiche, che ovviamente nei casi più gravi porta proprio al disseccamento della pianta stessa, o comunque alla perdita in generale della produzione di uva, ecco, per cui è sempre un dispiacere e ovviamente è sempre fonte di preoccupazione. Ecco, allora vi ringraziamo di essere stati con noi, ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata. Se volete iscrivetevi al nostro canale.